È stata un'esperienza molto bella dal punto di vista accademico, ma è stata un'esperienza forte anche dal punto di vista emozionale, perché ero a pochi chilometri dall'Ucraina, territorio di guerra, territorio dove c'è stata l'invasione russa e dove le persone piangono, soffrono i tantissimi morti. A pochi chilometri, quasi al confine, a Jaroslav, dove sono stato invitato dalla professoressa Magda Lezuka, che è la preside della facoltà di lettere e filosofia dell'Università Statale e Scienze Applicate Bronislaw Markiewicz di appunto Jaroslav, una piccola cittadina davvero molto bella con un centro storico straordinario, un'università davvero agguerrita su temi che sono di fondamentale importanza e primo fra tutti quello dell'educazione. Ho provato a spiegare in questo contesto importantissimo, dove c'erano professori che venivano da tutte le università del mondo, che è necessario oggi ancorare l'educazione alla dignità inviolabile di ogni persona, anche allo sviluppo olistico di quelle che sono le capacità cognitive, emotive, etiche e relazionali. Ho parlato di come la famiglia, gli educatori e i decisori politici devono trasmettere oggi, anche attraverso l'intelligenza artificiale, anche attraverso le nuove tecnologie, valori che devono dare priorità all'empatia, al pensiero critico, alla solidarietà. C'è bisogno di unire le forze, e noi l'abbiamo visto in questo contesto, appunto in questo convegno, perché l'istruzione deve dare priorità al coltivare il pensiero autonomo, scetticismo verso i suggerimenti algoritmici e senso di responsabilità personale. Bisogna applicare, questo l'ho ribadito, il principio di precauzione, che significa valutare proattivamente come l'adozione dell'intelligenza artificiale oggi potrebbe influenzare l'agenzia umana di domani.